l'iniziativa di questa festa della musica attiva credo che sia una delle iniziative veramente encomiabili, in cui lo sforzo organizzativo è premiato dall'adesione dei più svariati gruppi, da quelli dichiaratamente amatoriali a quelli di studenti, a quelli semiprofessionali, non professionali perché è destinata giustamente alla musica per passione, no? Quindi tutti i gruppi che aderiscono non stanno a guardare il cachet, che chiaramente non c'è. E dal mio punto di vista, come insegnante sia dell'indirizzo musicale della scuola media Belludi di Piazzola sul Brenta e contemporaneamente anche di docente del neonato liceo musicale Marchesi di Padova, trovo che sia un'occasione strepitosa per i ragazzi per così mettersi, ma non mettersi in mostra in senso edonistico, ma per mettere alla prova i propri studi. Con il pubblico, con una sala meravigliosa dove hanno suonato solisti più importanti, insomma, dall'acustica ottimale, insomma, e tutto il contesto che meritano loro stessi per lo studio. La conclusione dell'esperienza è assolutamente positiva, perché i ragazzi li ho visti estremamente motivati nel momento dell'esecuzione, molto concentrati, chiaramente, insomma il luogo lo impone, la presenza del pubblico, e mi auguro che possa ripetersi queste iniziative. Complimento sentito all'organizzazione di Isabella Longo e tutti, e soprattutto ai ragazzi che devono essere i protagonisti di questa iniziativa. Abbiamo avuto l'onore e la gioia di partecipare a questa manifestazione, alla festa della musica attiva, in maniera particolare con il nostro coro della scuola, un progetto che è iniziato ormai 4 anni fa e che coinvolge i ragazzi del nostro istituto in un momento di grande gioia ed entusiasmo che passa attraverso la musica e il canto. La bellezza di
aver potuto partecipare a questa iniziativa in questo contesto così straordinario e così, da questo sapore così storico, ci ha dato così una grande gioia.
Allora, la rassegna sicuramente è una di queste cose che riempiono il cuore. Arrivare qua e vedere questo giardino, questo spazio, questa sala e tutti i ragazzi che si incrociano senza mai aversi visto prima e che hanno in comune l'amore per la musica e l'amore per lavorare insieme, sicuramente è qualcosa che se si costruisce in tutta Italia, in tutto il mondo diventerebbe migliore. Per cui avanti, la quarta di 100 altre. E poi sicuramente poter fare musica in luoghi come questi, ricchi di storia e di cultura, è sicuramente un'esperienza entusiasmante per i ragazzi, per i bambini che vi hanno partecipato, e ci auguriamo con il nostro intervento di aver scritto una pagina nella storia culturale, insomma, di questa bellissima villa. Sì, di questo luogo. Un libro pieno di misure terrestri, un libro pieno di fiori della giovinezza, un libro pieno dei miei sospiri d'amore. La location è senz'altro bellissima, è un posto stupendo dove poter cantare e favorisce l'acustica, quindi per un coro è sicuramente un onore cantare qui dentro. E la rassegna comunque offre una grande possibilità per tutte noi che ci siamo esibite qui, e quindi vi ringrazio moltissimo per averci invitato. Speriamo di poter tornare. La prima volta che veniamo a questa manifestazione di musica attiva e devo dire che l'esperienza è stata fantastica, anche la location ovviamente, insomma, Villa Contarini non occorre descriverla, ma l'ingresso a Villa Contarini con tutti i ragazzi e ragazzini con gli strumenti addosso, tutti pronti con il loro badge di artista, era veramente fantastico. Speriamo l'anno prossimo di essere rinvitati e di continuare questa esperienza che abbiamo trovato veramente fantastica, e ringraziamo per questa organizzazione. Grazie a tutti. Don't know that I will
Eravamo molto contenti quando il signor Paolo Piana ci ha invitato per fare parte di questo bellissimo festival. Siamo qui già per seconda volta. L'organizzazione è ottima, tutto va come deve andare, l'ambiente è bellissimo, anche tutte le sale, la sala delle conchiglie dove eravamo l'anno scorso e oggi l'auditorio, bellissima acustica, così che siamo molto contenti di essere qui. Voglio fare gli auguri agli organizzatori, alla Musica Attiva per questo bellissimo evento e spero che ancora per tanto tempo andrà questo avanti.